L'ottava edizione del Pizza Fest a Seccagrande di Ribera si caratterizza quest'anno con l'approfondimento di tematiche sociali di grande attualità. Ieri sera il seminario sul gioco oggi, droga domani. Oggi pomeriggio sarà la volta della sicurezza stradale. Sabato si parlerà dell'uso delle reti in modo responsabile e consapevole. Domenica si concluderà col convegno sulla disabilità. La relazione di ieri è stata tenuta dal dottor Antonio Indelicato, neuropsichiatra infantile, e dal dottor Antonio Falco, responsabile del CERT di Ribera. Dottore Falco, al via il Pizza Fest inizia con un interessante convegno sul gioco d'azzardo. Lei ha svolto una brillante e puntuale, alquanto dettagliata relazione. Ecco, è il male del momento, diciamo, come ovviare, quali consigli dare a chi soffre di questa malattia, che così diciamo possiamo definirla, no? Io ho cercato semplicemente di far capire e di far vedere quella che è una patologia, non è un vizio il gioco d'azzardo come tutti pensiamo e tutti immaginiamo, è una malattia e in quanto malattia ha bisogno di essere curata. Lei mi ha chiesto come fare a far capire al soggetto che ha bisogno di essere aiutato. Difficilmente il soggetto capisce che ha bisogno di essere aiutato perché è sempre convinto che può smettere in qualsiasi momento. È la famiglia che lo deve aiutare, è la famiglia che deve stare attento. Ci sono dei segnali ben precisi, quello dell'aumento dell'ansia, del nervosismo, la scomparsa di qualche oggettino, possibilmente magari d'oro da casa perché ha bisogno di soldi e se lo va a vendere, l'aumento dei debiti, il depauperamento del conto corrente. Ci sono il cambio anche di amicizie, di luoghi che frequenta, quindi ci sono dei segnali ben precisi che se una famiglia è attenta riesce a cogliere e quindi a quel punto è nelle condizioni di portare il soggetto in un servizio per le tossicodipendenze e farlo aiutare. Il gioco d'azzardo quando diventa patologico è una dipendenza a tutti gli effetti, è perfettamente sovrapponibile alla dipendenza da sostanze, per intenderci da eroina, da cocaina. I centri nervosi a livello cerebrale che entrano in gioco, che entrano in azione sono gli stessi e quindi ha bisogno di essere aiutato. Li aiutiamo attraverso la somministrazione di farmaci come per esempio degli antidepressivi e poi attraverso soprattutto la psicoterapia. Lei ha fatto un'analisi sul dato in provincia di Agrigento, ci caliamo un po' sulla nostra realtà, Agrigento risulta la prima, Canicattì la seconda, Favara, il dato cala su Ribera, ecco siamo qui a Ribera perché? Sì. Perché a Ribera i numeri che io ho dato, i soldi che si sono giocati nel 2016, sono i soldi che si sono giocati nelle videolotterie, nelle macchinette. A Ribera le macchinette non sono molto presenti e quindi le cose che vanno molto di più sono il gratta e vinci, soprattutto le scommesse di calcio, quelle vanno alla grande. Quindi quei soldi che abbiamo visto, i 3,5 milioni che si sono spesi nel 2016, non sono reali, nel senso che non riguardano tutti i giochi, riguardano soltanto quella fascia di gioco, che in altre città come Agrigento, Aragona, Sciacca, Canicattì, Licata, eccetera, sono sicuramente molti di più. Abbiamo discusso sulla ludopatia, una malattia, adesso una malattia, troppo spesso sottovalutata da tutte le istituzioni, dalla mia istituzione, quella che rappresento, ma anche da altre istituzioni. Io poco fa nel dibattito ho detto che sulla ludopatia c'è un assente importante che si chiama famiglia. Penso che la famiglia deve tornare a svolgere un ruolo determinante.